I vagabondi del gusto continuano questo lungo viaggio, durerà per ben 2 anni, l'abbiamo già detto, no? All'incontro nel municipio di Villaga, e non potevano non venire alla trattoria Berica. Siamo a Pozzolo. Per adesso è un posto un po', c'è una strada chiusa e quindi abbiamo fatto la parte più bella per i bellici per venire a trovarvi, quindi di necessità virtù però valeva la pena. Allora cominciamo subito intanto col chiederti e col chiederti la storia del locale. La storia del locale nasce nel 1987 da mio papà. L'abbiamo conosciuto prima, no? Sì. Guerrino, l'abbiamo conosciuto. E dopo nel 96 abbiamo fatto una sala più grande, abbiamo rinnovato la cucina e abbiamo continuato questa attività, insomma, di trattoria. Quindi io ricordo che Lisa, quando è intervenuta sostituendoti, no? D'altronde dice per diritti acquisiti, no? Così, aveva parlato un po' anche, io l'avevo provocata subito dicendo: dalle notizie che un antico giornalista ha, siete una cucina che si ispira alla trattoria, alla tradizione, così, alla grande tradizione veneta, però con un senso di creatività, di estro, un modo di presentare i piatti che sono diversi, è vero Lisa? Beh, ringrazio, è innanzitutto un bel complimento. Certo, l'avevo già detto l'altra volta e lo ribadisco. Ed è un punto di partenza, soprattutto non arrivo, quindi siamo in cammino. E come ha detto Walter, la trattoria è familiare e il punto di origine è certamente un forte collegamento a quello che è il territorio, ma inteso proprio come terra, perché le origini sono comunque contadine, quindi l'attaccamento e anche l'occhio è sempre inevitabilmente faccio il gesto per terreno. capire, terroir, dicevano i francesi, che è però io preferisco terra, sono più nazionalista, preferisco dire terra, così ci capiamo. Quindi come anticipavo è sicuramente una cucina collegata alle stagionalità e ai prodotti del terreno, che dal rapperonzo, adesso poi i bisi, ma anche le erbette, le erbe, esatto, spontanee. Quindi la creatività è semplicemente, senza meriti, collegare, unire, cercare di prendere d'accordo questi ingredienti, cercando il più possibile di rispettare la loro identità, e noi ci mettiamo estremamente le mani in maniera molto... Vabbè, la fantasia, dai, non fare troppo l'umile adesso, anche perché non ci crede nessuno. Il merito va sempre ai prodotti, che noi siamo fortunati ad avere freschi. Allora, questi sono tempi infausti per la ristorazione, vi spiego subito, no? Al di là della crisi dei discorsi. Ultimamente tra grandi cuochi che dicono osa con le patatine paio, con altre cose, no? San Carlo, cos'è? Non c'è rispetto, ti presentano, fammelo strano il piatto, no? Così. Ecco, io devo dire la verità, dei tempi, io ho avuto l'onore di collaborare con Gino Veronelli e devo dire la verità che non amo i pochi che non rispettano gli elementi primari, cioè i componenti essenziali della terra. Lisa ha detto una cosa molto importante, intrigante: si può fare la fantasia senza dimenticare le caratteristiche dei prodotti che hai sotto mano. E Walter come si comporta in cucina, in questo senso? Tu non usi le patatine? Usiamo le patate di Pozzolo. Ecco, bellissima, vedi che vengono fuori i sipariti, vai. Usiamo le patate nostre, usiamo i prodotti nostri, come ha detto Elisa adesso. Cerchiamo di fare il meglio che possiamo con i nostri prodotti. Se non so, i grandi cuochi hanno altre... Grandi, bisogna vedere grandi per chi, per me grandi non sono, ma questo è il mio modo di vedere. Io sto facendo una crociata anche di sberleffo, se vuoi ironico, no? La Toscana proprio, alla Cecongiolieri, no? Se fossi fuoco li brucerei tutti, ma questo è una mia personale opinione. Elisa, secondo te cosa ti ha attratto di quest'uomo? Proprio qua in modo sul personale, no? Cioè cosa ti ha intrigato? Oltre, vabbè, un bell'uomo, vabbè, insomma, fuori discussione, lasciamo stare il discorso estetico. Fuori discussione. Invecchiando è sempre più bello, quindi è come il buon vino, sipario. È come un buon vino, Ah sì? Chiedo te, non so. Volevo collegarmi al discorso precedente. Certo. I pochi devono avere l'unità
saper cogliere il prodotto e rispettarlo il più possibile, quindi non rappresentare se stessi, ma attraverso il prodotto, insomma, applicare le tecniche che sono indispensabili. Quindi quello che mi è piaciuto di mio marito è che si mette in gioco, quindi va a imparare, acquisisce tecniche nuove, strumenti, quindi si investe in questo. È uno che decide che può imparare fin quando vive. Sì. È così. Adesso stiamo facendo anche delle cotture dolci che sono da c'è sempre pro e contro su tutto e su tutti, certo. Però alla fine danno anche soddisfazione perché il principio è buono alla fine. Quindi la curiosità anche ancora che hai, nonostante anni e anni di lavoro, voglio dire. Esatto, siamo giovani e anni e anni. No, cosa c'entra? Ma io non siamo appena arrivati in questo mondo. Non ti ho dato della vecchia, per cui no, non c'è. siamo nuovi in questo lavoro. È tremenda. Estremamente nuovi in questo lavoro. L'approccio è... Volevo solo toccare un attimo i vini. Stamattina sono stato al Conte Cavene, sempre uguale, sempre eccezionale, di una finezza intellettuale e culturale incredibile. Ho messo doverosamente la grappa di Raperonzolo della distilleria Lidia, perché Elena e suo marito sono stati quelli che ci hanno fatto tornare sulla Riviera Berica, bisogna dare onore al merito, insomma. E poi Carisio, che è vinificato da Pialli, no? L'azienda agricola Pialli, però con le uve dell'azienda agricola e agrituristica delle Mandolare. Tu hai la tua carta di vini è esposta addirittura, non occorre leggere, là, vini locali prima di tutto. Molto territorio anche su questo, diciamo, e dopo una selezione intelligente, quello che ci deve essere, senza le esagerazioni degli anni scorsi in cui c'erano ristoranti che tenevano 500 etichette, sì, e dopo alla fine si bevevano loro i loro amici, voglio dire, no? Ecco, tra parentesi. È una scelta quindi che è proprio compatibile con la cucina che tu fai, insomma, mi sembra di capire. Esatto, noi in territorio cerchiamo di usare tutti i prodotti, da radicchio qua che lo usano qua, che lo seminano e lo coltivano. Certo. Anche un panificio così quello per fare. Ah sì, qui abbiamo anche l'onore di avere poco distante un panificio. Che come si chiama? Le Valli. Dove il signore e le signore che se ne occupano insieme con i ragazzi questa azienda, perché è un'azienda agricola, produce non solo ortaggi ma anche le farine stesse, ricreando il circolo, quindi la legna, si procura la legna del suo monte, quindi la stessa legna. Mi hai dato una notizia importante, perché noi a dicembre abbiamo tenuto a Gemone, in un vecchio mulino, l'incontro dei mais antichi, dei produttori che stanno producendo i mais macinati a piede, cioè tutte queste cose qua, esatto. E lo inviteremo. Vedi che abbiamo trovato un altro elemento per inserire questo territorio benedetto. Si è formata proprio la rete di mais antichi, si è formata a livello nazionale. Noi siamo stati fra quelli che hanno dato una mano a farlo. E tutte notizie che aggiunte in diretta perché noi non sapevamo niente, non è stato come al solito. Sono incolpevole ovviamente, sono io, non spiego mai di quello che chiederò nelle interviste, perché sennò vengono fuori le solite cose scontate. Poi dopo 20 anni di interviste verrebbero fuori sempre le solite patacche, quindi preferisco così. Bene, noi seguiremo la trattoria Berica. Noi abbiamo 2 anni di progetto adesso che include la Riviera Berica nella rete di borghi europei del gusto, quindi ci dovranno sopportare per 2 anni e raccontarci le cose che fanno, se vorranno ovviamente, perché non c'è nessun obbligo. Abbiamo i bisi di Pozzuolo tra poco, le erbe spontanee, prima le erbe spontanee, diciamo così, quindi abbiamo occasioni per intrattenerci e così ad auscultare. Abbiamo già individuato ovviamente le aziende, voi sapete che noi non abbiamo finalità pubblicitarie, quindi andiamo solo nei posti che abbiamo rigorosamente censito e che ci piacciono. E quelli che non ci piacciono, pazienza, ognuno è il proprio mestiere, prendendosi le responsabilità di quello che raccontiamo giorno per giorno nei nostri servizi informativi. Ringrazio Elisa tantissimo. A lei. Allora, è solo rimandato di qualche giorno per erbe spontanee. Allora, il prossimo appuntamento saranno le erbe spontanee insieme. Grazie, al prossimo appuntamento. Arrivederci. I viandanti del gusto sono arrivati a Belvedere,
frazione di Villaga, mitico paese, no, conosciuto ormai dappertutto per il Raperonzolo. Michela, azienda agricola La Campagnola, sapori di Montegnago, caseificio. Raccontaci queste due realtà, insieme ad Erika, casara, ma in realtà in azienda siete tutti intercambiabili, siete. Raccontaci un po' la storia di questa realtà. L'azienda agricola è nata circa 50 anni fa, quando è arrivato qua mio suocero, con un po' di vacche da latte e qualche capra, e poi piano piano si è evoluta, hanno fatto le stalli Certo. vecchi e sono evoluti. Poi abbiamo deciso qui ultimamente, negli ultimi 3 anni, di aprire un mini casificio. Prima avevamo pensato avevamo anche aperto la fattoria didattica, siamo anche fattoria didattica fino all'anno scorso, e poi appunto ci siamo diversificati anche con il casificio. E abbiamo scelto questo nome perché Montegnago era l'antico nome di Belvedere. Anticamente si chiamava il gruppo di casette che erano qua, si chiamava Un toponimo Montegnago. antico, insomma, diciamo. Esatto, Via. esatto. Ecco, e ci siamo avventurati in questa nuova attività. Abbiamo iniziato facendo qualche formaggio tipico, insomma, tipo le cacciottine, gli asiaghi, e poi anche Gli asiaghi sia saporiti che meno che esatto, pesani, diciamo tipo così. asiago, insomma, Sì. tipi allievo. E poi piano piano stiamo cercando di fare dei prodotti nuovi. Abbiamo iniziato a fare lo stracchino, un tipo verde, però ecco, diciamo che la nostra attività è comunque strettamente sempre legata all'allevamento, perché Voi continuate a dipendiamo conferire sempre. parte diciamo così del prodotto, continuate a conferirlo, continuate. Sì, Però questa è una specializzazione, è una nicchia che speriamo cresca sempre di più. Esatto, anche perché appunto cerchiamo di fare un prodotto buono, di venderlo qua nella zona, non facciamo tanto mercati, abbiamo scelto... Anche questa è un'altra scelta, voglio dire. Sì, è una scelta nostra per rimanere proprio nel territorio, ecco. Ok. E dare un servizio anche al paese, che comunque è un paesetto piccolino, però insomma Certo. sì. Vi dare le soddisfazioni. Erika, questa cosa del Raperonzolo, appena uscita poi questa Sì. forma, ce la racconti un tantino? Com'è? Quali sono le qualità di questa? Beh, la cacciata con Raperonzolo è nata sempre legata alla rassegna del Raperonzolo di Villaga. L'idea è stata quella di fare qualcosa di alternativo, legato al territorio, però di alternativo proprio per ricavarci un po' dei clienti diversi, insomma diversificare. Uno spazio diverso, diversificare. Esatto, certo. diversificare, e abbiamo usato, insomma, legati a, visto che Raperonzolo è un'erba proprio del territorio di Villaga, Sì, tipica, abbiamo pensato di provare, come altre cose che abbiamo provato noi, a vedere se l'abbinamento formaggio Raperonzolo poteva stare bene. Adesso ormai è il 3° anno e quest'anno ha avuto un grande successo dal mio punto Me di l'hanno detto vista, tutti, quindi confermo. Ecco, quindi penso che l'idea sia stata giusta, insomma. Però nel bellissimo catalogo artigianale del casificio ci sono anche le mozzarelle, vero Michela? Sì. Ci racconti un po'? Le mozzarelle non sono un prodotto tipico della No, nostra vabbè, zona, però abbiamo imparato appunto a produrle, e grazie a un casale che è venuto un po' a insegnarci, ci ha aiutato, insomma, perché giustamente. E sì, sono un prodotto che è abbastanza apprezzato, insomma, è apprezzato anche perché è sempre fresco e buono, insomma, lo facciamo appena sufficienti in modo che possiamo venderlo fresco subito, insomma. Certo. E sì, abbiamo visto che insomma facciamo anche le trecce, e ultimamente abbiamo iniziato a fare anche, sempre con la pasta delle mozzarelle, il rotolo di mozzarella con lo speck e il Raperonzolo. Quindi insomma, un passetto alla volta state aumentando la produzione, sperimentando prima la bontà. Ecco, poi questo bellissimo negozio offre anche i prodotti bio e altre cose del territorio. Con quale logica scegliete? Perché ho visto le farine particolari, le paste particolari. Avete popolato il negozio con quale idea? Sì, cerco di usare tutti i prodotti a chilometri zero, di tenere tutti i prodotti a chilometri zero, quindi tengo farine sempre della provincia di Vicenza. Abbiamo una collaborazione con un'altra azienda agricola che fa prodotti di verdura, e proprio con questa azienda agricola vorremmo fare
le nostre idee è proprio quella di aprire un piccolo mercatino il sabato qui da noi, nella nostra stalla, in modo da far entrare anche, offrire altri prodotti oltre che il nostro, proprio per aprirci un po'. Avete uno spazio bellissimo, sì, per cui perché il portico c'è, quindi la disponibilità c'è, siamo qua che stiamo valutando, insomma, che adesso che arriva la buona stagione poi esatto, vero. dove ci sono tante verdure. E poi appunto abbiamo mieli dell'ape, gardini e altri prodotti, l'olio che anche qua è tipico della zona certo. dei Colli Iberici, e le grappe qua della Lidia, le teniamo più per rappresentanza. Vabbè, insomma, comunque va bene, vicini, no, ma comunque va bene ecco. così, va bene così. Ecco, prodotti così della Certo. zona. Erika, quale altra follia di formaggi state pensando? Quali sono i segreti arcani della produzione? Noi abbiamo sempre idee nuove, siamo abbastanza innovativi da questo Certo. punto di vista, perché ci piace cambiare. Lo avevo capito, fin là c'ero arrivato. Ecco, e anche perché vediamo che la gente risponde abbastanza bene. Insomma, adesso volevamo proporre qualcosa con lo zafferano, vediamo se insomma, se la gente poi risponderà, se sarà. Per adesso sperimentate e vedete, insomma. Esatto. Ok, questo è il primo appuntamento, avremo molte altre occasioni per raccontare i vostri formaggi accostati ai prodotti del territorio di Colli Iberici. Grazie a Michele e ad Erika e al prossimo appuntamento. Grazie. I viandanti del gusto sono arrivati a Novetta Vicentini, questa splendida piazza, è bella, non c'è niente, non cercherei tante parole per definirla, è bella. Siamo alla macelleria Banica o Banega? Banega, perché ho detto Banega? Ah, perché è quel calciatore che doveva comprare l'Inter. La bella, così abbiamo fatto questo dieta. I due fratelli, tu sei? Daniele, Mauro. Boh, un po' di storia Daniele. un po' di storia, noi siamo qua da 20 anni quasi, e prima eravamo 50 Sei metri. sofferente, questi Sì. Sono stati in banca forse. nonostante 20 anni, prima eravamo 50 metri più indietro, qua 3 anni che siamo qui, abbiamo fatto un negozio nuovo, un po' originale, diciamo, per il nostro Ragazzi, lavoro. dovete venirci, è una boutique, lasciatelo dire da un vecchio esperto, vuol dire, è un'autentica boutique, lascialo dire. Prego. Cerchiamo di trattare solo prodotti nostri del territorio e niente, abbiamo del manzo, del pollo. Aspetta un secondo, cominciamo dall'inizio. Le bestie riscidete al vivo nelle stalle, possibilmente? Sì, nella filiera. Quindi seguite tutto il momento della scelta in poi, Sì. quindi sapete cosa date ai vostri clienti. Sicuramente. Non sono molte le macellerie, molti dicono che scelgono al vivo invece che raccontano le bugie. No, dichiarata questa. No, guarda, è una battuta però Sì, vera, ci mancherebbe. è vera, sappiamo bene quali sono le furbizie, le passi poi di pubblicità, per voi invece non è così. Ok, poi arriva qua. Cioè, il mestiere macellaio è cambiato, ragazzi, non è più come una volta, siete diventati un po' cuochi, un po' gastronomi. Voi come le interpretate questo cambio di tendenze alimentari? Io l'ho visto ovviamente, basta raccontare il banco, è già... Diciamo che è cambiata la vita delle persone. Una volta avevano il tempo per fare il brodo, per fare lo spezzatino, adesso la vita è una cosa frenetica e cercano tutto pronto. I pronto cuoci che vedete qua, 5 minuti e sono pronti, non basta tanto. Questo però vuol dire più lavoro, sicuramente No, nella bottega, sì. non è solo, una volta bastava tagliarla bene, che Sì. la carne fosse buona, la buttavi là, Eravamo a poco. di vendere, voglio dire via. Adesso invece bisogna lavorarci sopra. Sì, insomma. lavorarci Bisogna sopra. avere anche un po' di gusto alimentare, di buon gusto di presentazione, insomma c'è tutto un lavorio, diciamo, di fantasia. di artigianalità e di fantasia insieme. Che tipo di clientela avete? Ma un po' di tutte le età. Una volta c'era le clientele un po' più anziane, adesso è cambiato sia le mentalità che le clientele, rimane un po' più quelle più giovani. Per fortuna, Che, voglio sì, dire. che sono clienti diversi da quelli di una volta. Che hanno anche esigenze diverse, sono anche sì. più esigenti. Sicuramente, no. Sicuramente. Per la salumeria come vi siete orientati invece? Fate capire. Sì, no. Per la salumeria usiamo tutti i prodotti a marchio, cioè come di crudi usiamo San Daniele, usiamo solo il Parma, non usiamo batteria, come si dice. Diciamo noi del Sì, nostro dialetto, diciamo, sono tutti prodotti al top.
dopo tenete anche un po' di gastronomia, di formaggi, cioè avete le paste fresche, queste cose qua, no? Questa è una scelta che da quando siete arrivati qua o negli ultimi anni? No, da quando siamo arrivati qua ci sono i tortellini originali di Valleggio, la pasta fresca, un laboratorio artigianale che la produce. E antichi sapori, sì. È ottimo. Quello lì. E la gastronomia è sempre un laboratorio artigianale. Comunque insomma è un'attenzione verso il cliente che viene qua e trova un completamento della spesa, compreso i vini di Colliugani, sì. di Signori Vicentini. Lo voglio ricordare perché lo conosco, l'ho bevuto, quindi sa cosa c'è. Certo, no, buono, Sagan, è inutile stare qua a girare tanto intorno i discorsi. Noi avremo modo con questi due signori di fare questa esperienza di valorizzazione della Riviera Iberica tramite l'informazione, invitando giornalisti e comunicatori di varie parti d'Italia e d'Europa a visitare il territorio. Quindi ci accompagneranno sicuro, gli chiederemo delle provocazioni, vedremo con Accusa cosa ci mettiamo per mettere insieme. Cioè, insomma, creeremo delle occasioni di degustazione e di così, in modo da poter far parlare il territorio anche attraverso il loro lavoro, che è splendido, che sta scomparendo, perché raccontavo loro che quando mi viene di entrare nelle macellerie alle 10 di mattina e vedo con i banchi vuoti, e penso dentro di me, qua un po' passano l'onoranza funebri, perché le attività che fanno così purtroppo non sono destinate a continuare. Io trovo che sia anche giusto, tra parentesi, mi dispiace un po' dirlo, ma voglio dire, uno che non ha più la passione, la spinta, non si aggiorna, uno non può dirmi ma oggi non sono più un macellaio. Non è vero, le professioni hanno dei contenuti culturali che si evolvono coi tempi, il cambio delle esigenze alimentari. Quindi o tu hai questa passione, questa curiosità, questa voglia di rinnovarti, ce l'hai, e se non ce l'hai che ti trae, insomma, molto semplice, scusate la tirata, ma era necessario. C'è anche un piccolo angolo di verdure, eccetera, sì, per poter... diciamo per sopperire alle mancanze del fruttivendolo in piazza, che non c'è più. I nostri clienti ci hanno detto se possiamo tenere un po' di verdura. Tengo a precisare che è tutta a chilometri zero, perché c'è solo un produttore che ce la dà, solo quello che produce lui e basta. Ecco, avete capito che noi continuiamo su questa strada di dare le voci ai piccoli produttori, alle filiere corte, insomma alla roba buona, alle cose buone del nostro territorio. A voi al prossimo appuntamento. I vagabondi del gusto sono arrivati in un posto, ragazzi, a parte che lo vedete, è il Belvedere di Villaga, questa già. Belvedere di Villaga, la posizione dominante, molto bella, sì. Geometra di carta. Contadino di cuore. Raccontaci un po' la tua esperienza. Noi siamo partiti perché una volta bisognava che facessero tutti i mestieri, e noi abbiamo cominciato a fare questo difficile mestiere del contadino. Siamo arrivati al punto dei rampuzzoli, così è il soggetto nostro. Che diciamo l'occasione dell'incontro è stata quella. Perché siamo partiti come raccoglitori, perché su queste colline qua, il 5 ettari di bosco vuol dire sempre pulito, sempre messo bene, tenuto bene, si raccoglievano questi rampuzzoli, e i ristoranti una volta bastava portargliene un chilo, erano a posto, era un piatto piccolo che si faceva solo per pochi. Adesso la cultura è stata molto più sviluppata, ce ne vogliono molti di più, e oltre alla raccolta abbiamo fatto anche la cultura protetta. Certo, quindi in serra, diciamo. Però tu mi dicevi una cosa importante, che ci tengo ai contenuti culturali anche dell'operazione. Tu dicevi, questo è stato possibile perché c'è un recupero culturale dei sapori delle tradizioni di una volta. Spiegami bene, perché lo dicevi prima a telecamera spinta. Ci sono dei gusti che noi portiamo dietro dall'infanzia, sono poche cose, i gusti antichi, i odori, i profumi antichi rimangono sempre più attaccati al nostro DNA. I profumi di vecchi minestroni, i profumi dei vecchi mangiari, i profumi di questi risotti con le erbe, il profumo del maiale che una volta ha una certa stagione, c'erano solo le erbe che costavano niente, e quindi le donne erano bravissime nella raccolta, nelle scegliere i vari tipi di erbe. Noi quindi abbiamo 3 tipi di erbe. Si aggiungeva, l'unica roba che si aveva era il maiale, e saporivano queste erbe con queste cose. È una ricerca di una cultura antica che le nostre nonne, che sta sparendo. La fatica di questi ristoratori, la fatica di noi produttori è ritrovare e riproporre ai nostri figli e ai nostri nipoti
questi gusti che altrimenti Che sono andrebbero straordinari poi tra le altre cose. buonissimi, straordinari, che fanno anche bene, perché le erbe, signori, purificano il sangue, e il nostro sangue un po' per l'arrabbiatura, un po' per questo, un po' per Un po' per quell'altro. l'incazzature, diciamo, un po' per- Quindi adesso con queste erbe diventa veramente un po' un'essenzialità, e mangiare bene, e ci rimane poche cose, ma mangiare bene. Mangiare antico, mangiare di una volta È proprio, ma l'ideale. l'azienda agricola Piovan non si occupa solo di raperonzoli. Tu stai facendo tutta una ricerca sulle erbe antiche. Sulle erbe antiche non è una ricerca, è una riscoperta di queste erbe antiche, perché un conto è trovarne 10 kg girando, un conto è dire programmo una produzione di erbe per cui i ristoranti vengono serviti con una certa quantità di erbe. Diventa economia. Diventa economia, perché il problema è ritrovare le semi, Certo, perché non mica si si improvvisa, voglio dire. non si trovano, e quindi dobbiamo, il primo lavoro è quello di ritrovare i quindi ecco il semi, vivaio rifarli, anche, no? Ecco il vivaio. poi il vivaio cerco di ritrovare tutto questo. Ritrovare tutti questi semi vuol dire riproporre un mangiare che è in cultura protetta, che è secondo... Ringraziamo la nostra amministrazione perché ha lanciato questa idea, e noi ci siamo andati dietro con molta passione e con tanta fatica, Sì, perché è fatica. Ci credo bene, basta è vedere. fatica. Questa è un'agricoltura eroica, veramente, nel vero È senso fatica, perché della queste parola. erbe devono essere lavate. Tu fai anche pulite. giardini, mi pare di aver capito, no? Oltre Un al mestiere che faccio con dei miei operai, perché i tempi certo, sono quello che sono, quindi bisogna saper fare. Cosa prevedi, caro geometra Piovan, Che bello. dietro l'angolo? Cosa ti aspetti per il futuro? Per il futuro, data la mia età Giovane. lunghissima, mi aspetto solo queste soddisfazioni qua, di avere dei bravi giornalisti che vengono a chiedermi cosa penso io delle culture antiche, del mangiare antico. E adesso La riscoperta del abbiamo mangiare. 2 anni per raccontarlo. Questo progetto ci accompagnerà per 2 anni, quindi verremo a romperti le scatole per 2 anni, va È un bene? è un Posso? piacere. È un Grazie. piacere. Al prossimo appuntamento.